Torniamo in diretta per parlare degli appuntamenti in regione nei prossimi giorni. Prima vi abbiamo portato anche in una bellissima cornice della Carnia e ci torniamo. Questa volta però andiamo a conoscere questa bellissima terra antica che è posta proprio all'estremo lembo del Friuli Venezia Giulia e solcata da 7 valli che si estendono verso le Alpi Carniche e le Dolomiti friulane. Qui si trova proprio il vero e proprio spirito della montagna, dove scorci, architettura, usi, gastronomia, paesaggi, ma anche tradizioni si sono tutti mantenuti attraverso i secoli e tutto questo è portato a conoscenza del nostro territorio, così come ha voluto Alta Marea Eventi, e rappresenta un mosaico di culture che sarà appunto possibile conoscere partendo proprio da Trieste, dall'1 al 5 giugno in piazza Ponte Rosso, proprio cuore del borgo teresiano. Al centro della piazza verranno poste delle strutture dove appunto si potrà assaggiare la Carnia in tavola, tra i piatti principali, le tradizioni e tante altre curiosità, dove ricordiamo appunto si contano numerosi presidi slow food. Nel fine settimana quindi ci saranno i produttori che porteranno formaggi, ortaggi trasformati, tutti a chilometro zero. E allora andiamo a scoprire di più di cosa si tratterà, perché abbiamo un piccolo servizio proprio per raccontarvi di questo appuntamento. Sentiremo il vice sindaco di Trieste Serena Tonel, consigliere regionale Stefano Mazzolini, Silvio Pozzenu di Alta Marea Eventi e il presidente del caseificio di Enemonzo Paolo Gressani. Con questa iniziativa Trieste si fa vetrina dei prodotti di eccellenza del territorio di tutto il Friuli Venezia Giulia, in particolare quelli della Carnia, e quindi promuovendo sia i prodotti della filiera agroalimentare ma promuovendo i territori stessi. Credo che Trieste, con la grande presenza di turisti che ha in questo momento, abbia la responsabilità di farsi promotrice di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, e in questo senso una manifestazione è sicuramente un modo per vivere la nostra piazza, ma soprattutto per creare curiosità anche rispetto a quelli che sono le eccellenze di tutto il Friuli Venezia Giulia. Vi aspettiamo dal 1 al 5 di giugno in piazza Ponte Rosso con i sapori della Carnia. Finalmente la Carnia sbarca in qualche maniera a Trieste, sul porto di Trieste, con i prodotti della nostra montagna e del nostro territorio. Un momento importante perché facciamo conoscere la montagna ai triestini e ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma sarà anche un'occasione per quelle barche così grosse, o quelle navi, come dicono giustamente a Trieste, quelle navi piene di turisti, migliaia di persone che potranno avere la possibilità di conoscere i nostri prodotti, i formaggi, i salumi, ma soprattutto la terra da dove provengono, quindi la terra della montagna del Friuli Venezia Giulia. E questo è un esempio di come si può far conoscere la regione con piccoli sforzi economici, ma con dei risultati importanti per il nostro territorio. Incontriamoci in Carnia, è una manifestazione pensata per promuovere il territorio sia sotto il lato turistico che sotto il lato enogastronomico. In 5 giorni, dall'1 al 5 di giugno, in piazza Ponte Rosso, avremo l'opportunità di assaggiare i piatti tipici della Carnia e i prodotti a chilometro zero. E oltre a ciò, grazie all'intervento della Regione, avremo la possibilità di avere tutta una serie di proposte per l'estate e per l'inverno turistiche che saranno distribuite dalle hostess del Turismo FVG. Buongiorno, io sono il presidente del caseificio di Enemonzo e sono qua a Trieste oggi per rappresentare la nostra azienda con i nostri prodotti nella loro peculiarità e nella loro genuinità.